Da Costa con il destro, Giardini con il sinistro. 2 in barriera, arriva il fischio. Da Costa molto forte. Tocco ancora dell'11 dentro, deliziosa questa palla, 1-2, la risposta del portiere. Da Costa, pallone intercettato molto bene da Badai. Badai a tu per tu con il portiere. Dopo appena 4 minuti il vantaggio, Roma calcio a 5, 1-0, Badai. Da Giardini ancora Badai, poi Schinina, buona la triangolazione nello stretto della Roma, si distende bene Badai, il miracolo di Fagotti su Badai, proprio da Fagotti. Quindi Maluk, 1-2 con Da Costa, rischia di perdere un pallone pericoloso, lo perde e c'è il 2-0 Roma, Guerini. Possibile ripartenza Roma, 2 contro 1, ancora Guerina, tocco sotto delizioso, ancora Schinina aggressivo, quindi Rosa chiuso e scivolata, ancora Guerini, colpisce probabilmente Schinina. Che punta, piede caldo oggi per il 10. Nicocelli da lontanissimo, la rincorsa di Badai. È uno schema 1-2, Badai alto, quindi Schinina, Badai di prima molto bene, Bobadilla 3-0 Roma, Bobadilla 2 contro 2, c'è Schinina, Badai lo ignora, Badai fino in fondo, ancora una volta Fagotti, quindi Ogata, movimento ancora Giardini, torna Badai, palla verso Da Costa, 3-1, prova ad accorciare Futsal Ternana, lo fa con il suo numero 3. Da Costa, tacco, Giardini col mancino forte, poi con la mano, lancino avanti, riceve De Michelis, molto tempo De Michelis, che recupero ha fatto Bobadilla. Ancora Futsal Ternana, De Michelis palla alla porta, con il mancino, risponde presente Gagno, spalle alla porta. Badai prova la giocata, lascia lì Giardini, Badai, Giardini, De Michelis con la punta, Murato, ancora, Giardini, col mancino, ha toccato con la manona Gagno, battuto corto, Giardini ancora Gagno, poi sotto porta Da Costa. Da Costa in verticale, De Micheli deve girarsi su Nicocelli, passa da De Michelis, fallo proprio di Nicocelli, la rincorsa di Da Costa, forte e centrale, non può far nulla Gagno. Ora sì, partita riaperta, 3-2 per la Roma, ma la Futsal Ternana è sicuramente vivissima. Va giù, nulla secondo il direttore di gara, quindi è scoperta la Roma. Da Costa per la tripletta, Murato da Gagno, poi tocca da De Michelis, Guerini recupera anche questo pallone, Guerini e poi il miracolo di Fagotti di qualche minuto fa. Fagotti in avanti con le mani verso De Michelis, di testa, ha colpito probabilmente la traversa. De Michelis prova a far tutto da solo Nicocelli, poi va giù, fallo di Giardini, no, ammonizione per Nicocelli, per simulazione era già ammonito, rosso. Ancora il 5, scivola Badai, un corridoio per Da Costa, ancora Gagno a dire di no, Schinina, lascia Badai a Schinina, forte, vince il rimpallo, pallone ancora dietro, Maluk, stop, poi destro Murato, sotto porta, la parata in qualche modo, poi arriva Maluk, il pallone non è entrato, Maluk si prende un rischio, la porta sguarnita, Badai non trova lo specchio della porta, l'avanzata di Giardini, poi Gagno, ancora Badai salta all'ultimo, Corpetti, Giardini deve mettere giù un altro pallone non facile, lo fa De Michelis, ha parato Gagno, Costa, 36 secondi al termine, Corpetti ancora da Maluk, molto forte dentro Giardini, l'accomoda per De Michelis, il gol del pareggio, rimonta completata, il pareggio Futsal Ternana, 3-3. Tocco corto, Guerini, Badai, movimento di Schinina, un secondo, calcia Guerini sul fondo, può bastare così. 3-3 tra Roma e Futsal Ternana, da 3-0 Roma a 3-3, una partita incredibile, secondo pareggio di fila per la Roma, terzo pareggio in assoluto per il Futsal Ternana.